Viticoltura sull'asse della Via Emilia tra Lambrusco e Pignoletto, e questo è il tema affrontato nel corso dell'incontro che si è tenuto a Castelfranco Emilia nell'ambito dell'annuale sagra del tortellino tradizionale. L'area castelfranchese abbraccia due tipologie di uve molto coltivate, ovvero il Lambrusco e il Pignoletto, per le quali ci sono importanti novità che riguardano i viticoltori. Si è parlato di Pignoletto, di Lambrusco, ma anche di Pignoletto. Da quest'anno c'è una nuova DOC Emilia Romagna, che ricomprende diverse tipologie. Cosa succede esattamente? Allora, diciamo è un progetto nuovo e in questo momento c'è un'unica tipologia che è il Pignoletto. Poi siamo aperti ad allargarci ad altre tipologie. Diciamo che come Pignoletto abbiamo un pochino dovuto rivedere quello che era il percorso per la creazione di una DOC, per la trasformazione del Pignoletto da quello che era Emilia GT Pignoletto a una DOC. È stato un percorso lungo e faticoso, perché ha riguardato appunto le modifiche dei disciplinari sia a Roma e poi approvate a Bruxelles, e abbiamo voluto con la DOC Emilia Romagna legarli maggiormente a quello che è il concetto che c'è alla base delle indicazioni geografiche, appunto tendono a mettere appunto la parte geografica in prevalenza rispetto al vitigno. Quindi DOC Emilia Romagna, perché il Pignoletto è proprio uno di quei, lo vogliamo proporre come quel vino che è quel trattino che unisce l'Emilia e la Romagna, perché viene coltivato appunto in queste zone. Oggi siamo a Castelfranco Emilia, ma viene anche coltivato a Imola, quindi nei colli di Imola, quindi nella parte romagnola della regione. Lambrusco nelle sue tipologie è un vino che comunque ancora non solo nel territorio emiliano-romagnolo dove è conosciuto, però insomma sta andando all'estero. Questo mercato come sta andando? Dove il punto di riferimento è l'America, gli Stati Uniti, dove è bene apprezzato. Ma diciamo che è una denominazione che per quasi il 60% viene destinata all'export, quindi non si può non tener conto di quelli che sono i consumi nei paesi che sono di maggiore interesse. Sicuramente il mercato americano è un mercato interessante, molto interessante anche tutto il Messico, il Centro America, e lo era fino a poco tempo fa, fino al 24 febbraio del 22, anche il mercato russo, che pur rimanendo di dimensioni inferiori cresceva comunque di 2 cifre ogni annualità. Chiaramente il contesto è cambiato, complicato, calo dei consumi nel vino, il Lambrusco non si sottrae a questa tendenza. Diciamo che per la sua caratteristica, un vino con le bollicine, un vino che si presta a diverse occasioni, diversi colori e diverse anche tonalità. Proviamo a pensare alla differenza che ci può essere tra un Lambrusco Reggiano e un Lambrusco Sorbara. Tra l'altro, grazie anche all'impegno dei viticoltori, degli imbottigliatori, è sempre più facile trovarlo in abbinamenti che non sono quelli soliti col cibo, ma in momenti emozionali, in momenti di metodi classici rifermentati, che gli danno un'ecletticità, perché necessariamente a pasto il consumo sta calando. Poi ci sono anche sfumature di colore che vengono anche dalla creatività, insomma, di molti viticoltori. Sempre Lambrusco è, però con differenziazioni che al palato sono importanti. Io lo amo definirlo il vino dai colori, perché è l'unico vino rosso che si chiama Lambrusco che può andare. Tra l'altro nelle recenti modifiche del disciplinare abbiamo introdotto per il sorbara la possibilità di fare uno spumante sorbara bianco, quindi andiamo dal bianco fino al rosso intenso del reggiano, quindi colori, caratteristiche, pensiamo anche alle differenze che c'è nell'acidità da un sorbara rispetto magari a un salamino che può essere amabile. Ecco, la cosa importante è che siamo addirittura d'arrivo con le modifiche dei disciplinari, sono andati nel Comitato Tecnico Nazionale il 17 di luglio e saranno operative una parte da questa campagna e il resto della prossima campagna vitivinicola. Provo a riassumere. Ad esempio è stato approvato la riduzione della resa uva vino nell'IGT, no? Vi ricordo che i consorzi sono 2, il consorzio Redoc dove io sono presidente e il consorzio Tutela Vini Emilia che rappresenta l'IGT. Riduzione per l'IGT Emilia Lambrusco della riduzione resa uva vino dall'80 al 75%. Prima IGT italiana che riduce la resa, vuol dire che il prodotto che ne uscirà sarà ancora migliore, quindi ottenendo appunto minor prodotto liquido. Altra cosa importante, è stata approvata i punti colore, che sarà una garanzia per il consumatore, perché ci sarà una scala in modo tale che tutto quello che non sarà Lambrusco con una certa tonalità sarà individuato da una scala colorimetrica con un metodo riconosciuto dall'OIV. L'altro aspetto importante riguarda, credo, una vera innovazione, che è l'adozione di una fascetta di Stato.
Siccome riteniamo, soprattutto nell'IGT Emilia, che ci sia parecchia contraffazione, noi tutti i giorni siamo a lottare, diciamo, con dei scimmiottamenti del Lambrusco. Ci sono dei paesi, considerate che il Lambrusco è registrato il marchio in circa 18 paesi. La Russia è un paese nel quale stiamo già da 8 anni tentando di registrare il marchio, ma non ci è reso possibile. Scimmiottamenti, Lambrusca o Lambrusco con la K. Allora introdurremo, e c'è già la delibera, una fascetta di Stato, cioè un contrassegno, in modo tale che tutto il Lambrusco IGT che sarà presente al mondo già dalla prossima campagna, quindi nel corso del 25, avrà un contrassegno di Stato, che vuol dire Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Sarà come contraffare una banconota, tanto per essere chiari. Questo eviterà, insomma, contraffazioni. Eviterà nel modo più totale, riteniamo, le contraffazioni. Luca Casoli, direttore del Consorzio Fitosanitario di Modena e Reggio Emilia. Gli agricoltori sono spaventati da questa recrudescenza della flavescenza dorata, questa patologia che attacca la vite, insomma, non solo a Lambrusco ma anche tutti i bianchi, non solo in Emilia Romagna, ma ahimè bisogna dirlo ormai in tutta Italia. Ecco, ci sono dei segnali positivi negli ultimi tempi, visto che comunque sono state adottate dei provvedimenti che cercano di contenere questa patologia. Sì, diciamo che nel nostro territorio la stagione 2024 ha costituito quello che si può interpretare anche quasi come un'inversione di tendenza rispetto a quello che è stato l'andamento di forte crescita, proprio questa grave recrudescenza che abbiamo osservato a partire progressivamente dal 2020, ma che poi ha fortemente accelerato nel 2022 e 2023. Diciamo presto giudicarla pienamente un'inversione di tendenza in ragione del fatto che è meritevole di un'analisi questa situazione. Quello che si è visto quest'anno è stata una progressione meno marcata, quindi un aumento meno incisivo dal punto di vista del numero di piante e una manifestazione meno grave dei sintomi. Naturalmente, dicevo, questo non ci deve trarre in inganno, richiede una notevole attenzione dal punto di vista di quello che è un'analisi della situazione. Sicuramente ci sono dei fattori positivi, tutta una serie di informazioni e affinamenti che abbiamo portato nell'ambito della gestione della malattia, provvedimenti anche proprio a livello territoriale, di gestione e contenimento con dei programmi proprio a livello regionale, stanno sortendo dei risultati. Dal punto di vista diciamo, di quello che è oggettivamente visibile, nell'ultima stagione abbiamo assistito ad una iniziale flessione delle popolazioni dell'agente vettore Scaphoideus tuitanus, poi proseguito con una situazione in funzione anche di quello che è stato proprio un buon lavoro portato avanti dalle aziende che hanno prestato una adeguata attenzione a quelle che sono le pratiche di contenimento e hanno rispettato nella maggior parte dei casi quelli che sono gli indirizzi rinnovati e l'adeguamento delle strategie di difesa che abbiamo portato ai 2 anni. Quindi questo sicuramente è un fattore oggettivo che riteniamo possa portare a dei risultati stabili per gli anni a venire.